quanto godo! Quanto godo! E Robin, il punitore di coloro che giocano senza alcuna etica scacchistica, è ritornato, è qui per punire tutti e godo, e godo, e godo tantissimo, sì! Il ritorno di Robin Hood, signori, proviamo oggi ad arrivare a quota 2000. Ci basterebbe una vittoria contro il giocatore giusto e questo account arriva a quota 2000. Ragazzi, eccoci qui con Christian Robin, il supereroe di cui nessuno aveva bisogno ma che il mondo meritava. Colui che punisce i cheater, no, quelli sono quelli che puniscono me purtroppo. Colui che punisce quelli che lasciano scorrere il tempo e non abbandonano nonostante sono in posizione inferiore, nonostante vengono segnalati, non gli succede niente. Colui, il giustiziere degli scacchi. Andiamo a giocare. In questa rubrica giocherò una serie di partite a 5 minuti finché qualcuno non mi mazzulerà potentemente. Ovviamente commetterò degli errori, il mio avversario commetterà degli errori. Commentate qui sotto delle sviste e opportunità non viste. Andiamo a giocare a 5 minuti, giocherò finché non perderò. Fatemi bere, sempre sponsor Acqua Ferrarelle, che prima o poi spero che sganceranno qualcosa. Fa molto bene nutrirsi, c'ho un herpes fuori che è praticamente un terzo labbro mi è uscito fuori, ma adesso siamo pronti per cominciare. Vi ricordo che se volete migliorare il vostro gioco venite su Mazzo Scacco, nella sezione corsi troverete tutto quello che c'è per voi e sta per uscire il corso completo sulla difesa francese, il primo corso in italiano più potente che ci sia, ma andiamo. E abbiamo un giocatore di 2000, forse se vinciamo ragazzi andiamo 2000, se vinciamo andiamo 2000. Ah, vabbè, andiamo di Agliechi. Volevo provare una cosa che non andrebbe provata contro i giocatori da 2000. Però, proviamo. Andiamo a giocare sempre in maniera molto tricky. Mi aspetto un D4. Niente di 4, signori, niente di 4. Ora si trasforma in una sorta di francese, di difesa francese, appunto, che uscirà il corso del grande maestro Andrea Stella. Penso, non senza, mani basse, il corso più completo mai realizzato nell'Academy di Matto Scacco, che prende veramente tutte le posizioni. Ok, era quello che volevamo. Se questo viene qui ci crea noia, secondo me sì. Però se io ti faccio cadere questo pedone, anche se tu vieni qui, onesto. A parte che c'ho sempre... No, lo scacco non ce l'ho perché comunque questo è tenuto. Ma secondo me è abbastanza onesta come posizione. Ho fatto bene secondo me a catturare subito di 4, così non ha più il perché lui avrebbe giocato C3, no? Adesso qui ho il centro, secondo me è leggermente migliore. Qui mi arriverà un attaccone sulla lona. Vediamo se c'ho qualche... Se possiamo iniziare a rompere le borse. Lui giocherà a giocare donna E2 a questo punto. O alfiere F4. Forse questa è un attimino meglio. Alfiere A6 chiama. Però io credo che non ci sia alcuna fretta. Alfiere C5, non lo so perché questi forse verranno mobilitati in questo modo. Alfiere C5 un pochettino più attivo. Alfiere C5 che può essere posizionato anche in C7, non lo so, io senza saperne leggere né scrivere gioco in questo modo. H6 la giocherò perché dopo arrocco ho paura dei sacrifici. Oddio, a parte che non ci sono i sacrifici perché questa casella è ultra tenuta, quindi credo che possa arroccare senza temere sacrifici. Sì, C3 la devo ancora capire, forse per far uscire la donna lungo questa diagonale. Io gioco questa con l'idea annunciata di togliermi l'alfiere cattivo. Alfiere cattivo, alfiere buono, ottimo. Adesso gioco benissimo, gioco questa mossa. Già, volevo giocare... vabbè, gioco questa. Perché voglio giocare alfiere a 6. Voglio giocare alfiere a 6 e di conseguenza... Ok, su questa lui mi gioca alfiere 3, guadagno di tempo. Perché l'ho giocato uguale? Perché c'ho C5 forse. Perché forse ho C5, io voglio sì, ho C5, B4, proviamo a fare C5, voglio giocare alfiere a 6 tutta la vita, voglio giocare alfiere a 6 tutta la vita, perché altrimenti questo alfiere è totalmente inutile.
Eccola qui, questa magari mi gioca C4. Vediamo un po' se me la gioca C4. Io sono pronto anche a spingere, ma proprio senza alcuno scrupolo. Come tempo non siamo messi male, Mi sa che spingo, mi si apre questa bellissima, bellissima diagonal. Avampostone per lui, avampostone per lui. Però alfiere B7, sinceramente, alfiere B7, donna C6, onestamente, male, male, male proprio non mi fanno. Schifo, schifo, schifo non mi fanno anche questa. Ok, magari eri tu che volevi farmi il giochino, ma adesso non lo puoi più fare. L'importante è che c'è l'alfiere qui che eviti queste cose. Perché su cavallo qui gli posso dare l'alfiere. Però questa la vuole giocare lui adesso. Se io gioco donna C7, tu giochi questa qui. Io gioco cavallo. Tu mi giochi alfiere. Io ti gioco cavallo. Non funziona. Non funziona, non funziona. E allora questa qui, dai. Che c'ha di male questa qui? Però mi piacerebbe migliorare un pochettino sti pezzi, perché veramente questo cavallo, cioè dai, è un insulso averlo qui. E dove dovrebbe andare sto cavallo? Chi lo sa qual è la posizione migliore per sto cavallo? Non ne ho idea. Non ho idea qual è la posizione migliore per sto cavallo. Sto cercando un piano, ma sono troppo difensivo. Sono veramente troppo difensivo. Forse adesso che si aprirà di qui inizierò a giocare sull'ala di donna, però adesso è lui che mi cambia questa, secondo me. Non lo so, non lo so. Partita veramente sul filo del rasoio. Cavallo bruttissimo. Cavallo bruttissimo. Tu mi giochi di torre, mi arrivi? Mi arrivi di torre? No, però mi vuoi arrivare così. Ma se io ora ti metto questo, ti potrei fare un bel giochino, con questo. Te lo posso... Intanto ti... Vediamo se gli crea qualche problema. Magari raddoppiamo qui sopra. Lui adesso ha questa spinta. Si può creare il pedone passato, perché se catturo... No, è buona, è buona. Questa mossa che ho fatto non è, cioè, non è stupida al 100%, perché io se ora catturo non può andare dall'alfiere, deve andare di torre. Qui secondo me ha fatto male i calcoli, perché questo è inchiodato. Ha fatto male i calcoli. Ok, abbiamo ora una buona posizione. Ok, questo non lo posso fare perché l'alfiere deve tenere a bada qui. Errore suo, attenzione, posso catturare il cavallo ed è quello che farò immediatamente. Ed è quello che farò immediatamente senza pensarci su due volte, sinceramente. Posso anche catturare qui e cade l'alfiere. Se ovviamente va di donna, cade l'alfiere. Se va così gli arriva il doppio donna e torre. Ci siamo. Siamo carichi. Siamo carichissimi. Mamma mia, questo è forte. Alfiere qua deve giocare. Su alfiere qui cade questa. Su alfiere qui forse c'ho torre per... E poi questa, che è anche molto bella. Dimmi che ho calcolato bene. Ok, donna qui per cambiare un po'. Mi piacerebbe come situazione. Per alleggerire un po' la situazione, che potrebbe... Ok, proviamo a alleggerire la situazione. Proviamo. Ok, magari adesso donna H5 non può farla. La mia torre è sospesa, quindi magari donna F4 attaccandomi la torre. E la mia torre se ne andrà bellamente a fare... se andrà in H2 per esempio, anche in E2 non sta male, in E2 c'è il suo perché. Allora qui donna in E2, però poi arriva l'alfiere e la torre io la riposiziono qui. In E2 non sta male, Ok, qui secondo me sento puzza di bruciato. Sento puzza di bruciato qua, non so perché. Chi lo sa perché? Tu.
Sento puzza di bruciato. Se io ti catturo qui, perché io sento puzza di bruciato? Così tu c'è qualche scacco. Allora, questa torre qui è troppo sospesa. Questa torre qui è troppo sospesa, sento puzza di bruciato, motivo per cui gioco questa. Chiamatemi fifone, ma qui, eccolo qua. Ma qui c'era qualcosa nell'aire. E questa lo posso mangiare, sì. Sì, ok, lui vuole, credo, crearmi un attaccone, ma su questa io credo che sono ampiamente a posto. Sono ampiamente a posto, diciamo l'attacco della speranza da parte del mio avversario, tra l'altro anche queste cose qui sono carine, ma più che altro voglio spingere i pedoni, cioè più che altro voglio spingere i pedoni, cioè non capisco in che modo possa crearmi qualche guaio, forse così un attimino, ma è più ok, allora io ti voglio cambiare le donne a tutti i costi, quindi assodato che io voglio cambiarti le donne. Tu vuoi venire qui a fare cosa? Non lo so. Ok. Ok. Allora, gioco difensivo. Gioco difensivo perché c'avevamo poco tempo entrambi. E quindi va bene così. E quindi va bene così, va bene così, va bene così. Torre. Ah, aspetta che c'è il... No, non c'è il perpetuo perché metto la donna davanti. Questa, lui magari sale su con la torre. Niente perpetuo. Niente perpetuo. Ok, credo di essere abbastanza in salvo. Ah! Ok. 2002 punti! 2002 punti! Mamma Robin, qui sì. Vabbè, alla fine ovviamente c'era sotto questa, ma ho giocato di velocità. Mamma mia, Robin potrebbe già finire così oggi questa mitica puntata. Ma chi è scesa? Chi è scesa? Ma questa difesa agli Ekin, raga, devo fare un corso, devo fare un corso che uscirà sull'Academy sulla Ekin. Potentissima, potentissima, potentissima. Nada vod. Nada vod i neri. Nada vod i neri. E allora utilizzeremo questo sistema che se lo conoscono, eccolo qui, questa è quella che odio. Questa è quella che odio in assoluto. Ma in assoluto la odio. B4. Odio totale. Odio totale contro questa cosa che mi stai facendo. Odio totale a 5. Urge a 5. Urge a 5. Urge. Di 5 urge anch'essa. Mamma che odio totale. Mamma che odio totale contro questa cosa. Di 5. Papam papam. Non è male, eh. Un centrino così non mi dispiacque. Non mi dispiacque, ma prima di fare tutto ciò... Prima di fare tutto ciò mi piacerebbe, forse così è il modo più tranquillo per giocare. Contro un giocatore così forte, forse facciamo quelli che giocano tranquilli. Dai, giochiamo tranquilli. Ma chi l'ha scritto che una partita a scacchi bisogna vincerla in poche mosse? L'ha scritto qualcuno? No, quindi. Ok, questa qui per cercare di provocargli qualche avanzata sull'arroco, che sarebbe sempre cosa buona e giusta. Qui ci mettiamo... questa che attacca qui. Ok, qui c'ha già belle cose secondo me. No, ma in realtà non c'è niente. Esatto. Anche qui dove sta scritto che devo catturare, da nessuna parte catturo. Quindi se non sta scritto da nessuna parte e non è il medico che me lo sta prescrivendo, questa la giochiamo qui. Cavallo qui quanto prima. Lui c'ha un minuto in più di me, quindi devo darmi una gran mossa, ragazzi, gran mossa, perché un minuto è tanto, eh. Un minuto è veramente tanto. Come si dice? Una parola è poca, due sono troppe, diceva Lino Benfi. Allora, eccola qui. Eccola qui. Questa mi piace.
Questa mi piace. Ah, forse devo tenere il contatto con sto cavallo, così questo non era libero di fare i cavoli suoi. Forse avrei dovuto giocare alfiere H5, però non lo so. Forse alfiere H5 aveva il suo perché. Non è che mi fa E4, mi spinge così. Può essere, tutto può essere. Questo alfiere è morto. Su E4 questo alfiere è morto. Su E4 magari mi costringe a giocare così. Posso farlo assolutamente. Assolutamente. Ok. Ok, non è male, Anche come struttura pedonale non è male. Questo ovviamente non è un pedone isolato. Qui questa casa è tenuta. E quindi anche qui dilemma se tenere a bada questo o rompere le bolse alla regina. Io preferisco rompere sempre le bolse alla regina. Ovviamente, grazie per questa casa. Grazie mille. Grazie mille, te ne sarò veramente grato a vita. Adesso devo capire se sta meglio qui. Mamma, se sta meglio qui o qui. Io direi proprio 10-0 che sta meglio qui. Vediamo un po' se è vero. Se va qui c'è il doppio, se va sul bianco ce l'ho questa. Se va sul bianco, questa, no, non ce l'ho. Un ce l'ho, come dicono i toscani, un ce l'ho. E se non ce l'ho è un problema, Se metto la torre qui magari l'inchiodatura mi dà assai noia, quindi prima giochiamo questa. Mamma mia, sti cavalli sono indomabili, mamma mia, Robin senza pietà. Questa anche è molto bella. Come lo difende quel pedone, mi sto chiedendo. Bella anche questa. Bella questa. Questa è bella. Forse è muy bella e codesta. Perché lui non ha modo di difendere questo pedone. Ok, se ti faccio questa intermedia, te la faccio. Intermedia. Quindi se tu mi catturi il cavallo, questa intermedia. Però sto cavallo, se io ti gioco questa, tu mi hai mangiato un cavallo. Sì, io ti gioco questa. E tu mi giochi questa. O mi giochi questa. Aspetta, Perché forse non funziona. No, però se mi giochi questa, gioco questa qui. Ok, non mi piace troppo come posizione, la preferivo prima. La preferivo prima sinceramente. L'alfiere potrebbe andare bene qui, ma secondo me sta molto bene qui attaccare la debolezza. Sto cavallo ora non ha più posizioni interessanti. Questo lo potrei far cadere tranquillamente. Perché se lo tengo secondo me mi do le martellate nei marroni da solo. Questo glielo ridiamo? Facciamo quelli che glielo ridanno? Ma sì, dai, ridiamoglielo. Perché essere così avidi? Perché se lo tengo non mi piace la situazione se lo tengo, secondo me. Quindi giochiamo, questo te lo lascio. Te lo lascio, amico mio. Ah, sì. Ebbene sì. Chi l'avrebbe mai detto che te l'avrei lasciato? Eppure. E mo? La vera domanda è... E mo? Qualcuno direbbe so cavoli amari. Qualcuno. Questo lo riportiamo di qui. Adesso arriva una torre qua, no? Attenzione al tempo. Adesso arriva una torre, cavallo F6. Premove per risparmiare tempo. Non facilissima la situazione, Non per niente facilissima. Potrei chiedere un cambio totale. Ah, mi devi dare l'alfiere, mi devi dare 2 milioni. Oh, penso che sto meglio, no? Cioè, adesso come minimo c'ho questo. Come minimo c'ho questo.
Tu è vero che c'è questa, ma mi devi dare 2 milioni. E vabbè, adesso c'è anche questa. Ok, forse c'è questa che rompe le scatole, non l'avevo vista. Ma bisogna avere fortuna nella vita o no? Un po' di fortuna bisogna averla. Mizzica se bisogna avere fortuna. Questa alfiere. Questa è carina, eh. Questa è carina. Vediamo se abbocca, se mangia qui. Ok. Adesso parto questi due pedoni. Cioè mi ha rotto proprio las cojones. Occhio a questo, ma tanto dovrebbe essere tutto stratenuto, perché sti mega alfieri qui sono devastanti. Quindi io vado, Io vado con sti pedoni, proprio... Anzi, forse potevo già andare subito così. Io vado con sti pedoni, vado al massimo. Vado al massimo. Vado a gonfie vele. Forse è il caso di... Mamma mia, se mi prendo un doppio qui, mamma mia. Se mi prendo un doppio qui, ragazzi, fratelli, cari, amici, concittadini, romani. Vediamo se ce la portiamo. Non so se la portiamo a casa. Zitti tutti, zittissimi tuttissimi. Zittissimi tuttissimi, questa ce la portiamo a casa. Ma proprio non fiatate che questa è nostra. Questa è nostra. È nostra. Zitti. Porca vacca. Wow! Secondo me era vinta perché andava così. No, non era vinta. Sai che forse era persa perché così lui mi sacrificava anche l'alfiere. E poi qui, non lo so, forse era pari o qualcosa del genere. Però, cioè, l'importante è vincere, no? Chi ha mai detto che esiste la giustizia? D'altronde, se c'è Robin Hood è per punire le ingiustizie. E andiamo avanti! Mamma mia, oh, finalmente col bianco, sistema Colle contro 1999 che vorrebbe arrivare a 2000, ma purtroppo ha incontrato sul suo cammino Robin. Oh mio Dio, che cosa stai facendo tu? Spingi? Wow, questo è un folle. Questo è un folle. Beh, su questo io catturo Ciper. Oh, questo è un folle, raga! Questo è un folle. No, dai, non è possibile. Facciamo che è un brutto sogno. Ma se io ti catturo qui, tu cosa catturi? Ci metti il cavallo ora qui? Sei un folle, fratello. Mi stai anche ampiamente sulle balle. Te lo dico proprio così, in amicizia totale. E se gioco questa è finita. L'ho fatta. E la prossima è questa. Fammela fare. Oh, basta. Finish. Finish pastiglie 2 plus. E boom, è finita. Cioè, nel senso, che vogliamo fare? Questo alfiere adesso lo andiamo a riposizionare in qualche modo. Adesso ci metti il cavallo, no? Anche lui vuole fare la stessa mia manovra. Io ci metto il cavalluccio qua. Stessa identica manovra, stesso gioco. Occhio a questo che è debole. Occhio a questo che è debole, quindi ci facciamo una prematurissima per impedire questa. Prematurissima.
H3 è bruttissima, oserei anche dire. Lui non so se mi sta copiando o cosa. Penso che giocherò no, B3 non la faccio mai perché altrimenti lascio questa casa. E qui cavallo per cavallo sai che la faccio. Sai che la faccio. L'ho fatta. Non so se è giusta. FPR alfiere 2. Non lo so se è giusta. Mi piacerebbe togliere questo alfiere il prima possibile. Ecco, infatti, per evitare questa situazione qui. Proprio questa volevo evitare. Proprio questa volevo evitare. Ah, che brutto. Donna qui, giustamente. Giustamente. Giustamente arriverà donna qui. Non è che c'è tanto da fare. O no? Questa potrebbe finire patta tranquillamente, eh? Potrebbe finire patta easy proprio questa. Però c'ho ancora la coppia di alfieri come la partita di prima. E la coppia di alfieri nel finale, soprattutto se si gioca su tanti... Però questo è abbastanza bloccato. C'è una sola colonna aperta, che è la colonna F. Non so qui quanto gli alfierini possono essere forti. Però se riesco ad arrivare qui dietro, cosa che non riesco a fare ovviamente, non riesco a farlo. Non riesco a uscire con l'alfiere. Allora facciamo così. Guarda, secondo me, per essere proprio onesti, ti gioco questa. È buona. È buona. Ma mi trovo con l'alfiere brutto poi. Questo è il tuo alfiere. Tac, così. No, che brutto quell'alfiere, che brutto, che brutto. Tu però col cavallo, fammi ragionare un attimo. Col cavallo riesci a saltare. Se io faccio così, così non riesci più a saltare. Così. Sto cercando di fermare tutti i salti di cavallo possibili e immaginabili. Perché se io ti cambio questo alfiere, devo essere certo che il tuo cavallo non può fare nulla. Ma invece... E invece... Ti piaceva? Metti il cavallo qui. Sì, metti il cavallo lì e io che faccio? Torno a casa qua. Torno a casa Alessi. Qui... Non lo so, raga, ho paura di perdere il finale contro quel cavallo lì. Ho paura di perdere il finale contro il cavallo, alfiere contro cavallo. Ho paura di perdere il finale. Lo scopriamo, vogliamo scoprire? Però ho paura di perdere il finale. Te lo dico, adesso si cambiano le torri, mi rimane sto alfiere del Kaiser. Ho paura di perdere il finale, tantissimo. Tantissima paura proprio. Tantissima paura di perdere il finale. Tantissima paura di perdere il finale. Allora, il suo cavallo dove si può incastrare? Perché è quello che devo cercare, di non far saltare. Lui viene qui e qui. E ok, non ci può andare, benissimo. Può andare qui però. Va bene, dai, facciamo qualche mossa d'attesa. Vediamo un po'. Qui. Ah, ok, vuoi venire qui con l'amico Fritz. Se vieni qui, qua può venire. Però poi da lì non può più andare da nessuna parte. Quindi anche questa, se io non faccio nulla... Stiamo un po' ad aspettare, dai. Stiamo un po' ad aspettare. Secondo me... Non lo so, il cavallo in genere, quando è tutto bloccato così la situazione è un po' più forte. Però potrebbe essere pari e magari mi sto facendo pippe mentali proprio così, senza alcun senso. Capito? Magari sono pippe mentali no sense. No sense. Se io ti catturo... Cioè, chi te l'ha detto che devo catturare? Così. Chi te l'ha detto che devo catturare? È vero che c'ho il pedone sul bianco, eh? Che, cioè, il pedone sul bianco lì... Boh, basta. Non entri più. Secondo me ci siamo. Secondo me ci siamo. E non entri più, frate. Non entri più. Cioè, non hai entrate. È inutile che ti muovi col re. È patta questa. Questa è patta.
meno che non fai un sacrificio di cavallo. Dove vai? Devi fare un sacrificio qui. Sacrificio qui di cavallo. No, ha sbagliato il piano, perché questo è pari. Pari, non puoi fare niente. Non puoi fare niente. Ovunque ti muovi a zig zag. Sì, qui, sì, ok. E allora, cioè... Questa è patta, mandiamogli la patta. È patta questa. Se poi vuoi giocare sul tempo, però... Questo è pari, totale. Il re non ha entrate. Lui ha rifiutato la patta, vuole provare a giocare. Il re non è entrata e neanche il cavallo. E questa spinta qui che è stata sbagliata. Oh, volevo andare qua. Vabbè, penso che non sia cambiato granché. Sincero. Ok, facciamo le 50 mosse senza catture. Ok, non so che cosa abbia in mente con questo... Ma il cavallo dove lo riposizioni? Che giro gli fai fare? Dai, 50 mosse di pat, senza catture. Questo sta giocando sporco, Questo sta giocando sporchissimo. Sporchissimo sta giocando. Spera in qualche mia pre-move e che mi sorprenderà facendo qualcosa di strano. Spera in qualche mia pre-move. Oh, non ha ingressi col cavallo. Come te lo devo dire che non ha ingressi col cavallo? Sto sperando nella mia... Che personaggio. Oh, guarda che... Oh, se perde per il tempo lui godo da morire. Godo da morire. Godo da morire. Ma come fai a giocare così? Ah ah ah. E tanto non hai comunque ingressi. Cioè è pari comunque. Anzi, zitti tutti che forse... E mo... Ah, e mo devi... Mo devi morire male. Ma male male male. Ma di un male, fratello caro. Di un male devi morire. Ma di un male che... Ma veramente... Ma quanto godo. Ma perché godo così tanto? Me lo spiegate, ragazzi, perché godo così tanto? Ma che goduria, che goduria. Che goduria, quanto godo, quanto godo, quanto godo. Quanto godo, ragazzi. Quanto godo tantissimo. Ma proprio tantissimo, ve lo giuro. Ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Ve lo giuro! Ragazzi, devo andare in palestra. Purtroppo oggi la serie, lo so che è contro il regolamento, però devo andare in palestra. Ho l'appuntamento col personal trainer perché Robin si deve rimuscolare. Ma quanto godo! Quanto godo! E Robin, il punitore di coloro che giocano senza alcuna etica scacchistica, è ritornato. È qui per punire tutti. E godo tantissimo. Sì! Alla prossima.